maltempo non è finita perché l'allarme rosso resta sino a venerdì. Domani nuove piogge intense mentre ricorrono gli 8 anni dall'alluvione del 2010. Brugnaro su San Marco, un patrimonio di tutti. Il Veneto devastato dal nuovo alluvione, i danni potrebbero ammontare a 1 miliardo. Il governatore Zaia in sopralluogo nelle zone colpite, sospendere tasse e mutui, questo è il suo appello. È il Bellunese l'area più colpita dal maltempo, frane, smottamenti, strade chiuse, sono ancora 11 le frazioni montane tuttora isolate, poche ore per risistemare. E nell'area montana e pedemontana è sempre più emergenza blackout, nel Bellunese ancora 40.000 utenze staccate, 8.000 nel Vicentino, oltre 200.000 quelle riattivate. Il nostro reportage dai luoghi devastati dalla furia della natura, da ore a lavori veneti per tornare alla normalità. Qui non abbiamo tempo di piangere, ma si muove la frana del Tessina. E buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Dunque un'ampia pagina dedicata ovviamente al maltempo, c'è una notizia tra l'altro diffusa pochissimi minuti fa attraverso i social dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin, questa sera ospite a 20:10, che dice come si sia rimessa in movimento la frana del Tessina. Allora subito a vedere qual è stato l'esito del sopralluogo del governatore Luca Zaia. I danni potrebbero essere attorno al 1 miliardo di euro, c'è un suo appello a sospendere mutui e tasse per le aree colpite. La situazione oggi è una situazione assolutamente impegnativa, soprattutto dal sopralluogo che abbiamo fatto, visto e considerato che noi abbiamo l'Agordino che è letteralmente in ginocchio. Sono delle località isolate, località che hanno ovviamente problemi non indifferenti, manca l'energia elettrica, mancano ogni forma di segnale telefonico, manca ovviamente l'acquedotto perché è stato spazzato via e quindi hanno bisogno di aiuto. Adesso ci andrà l'esercito. Danni, quantificazione? Quantificarli è difficile in questo momento, bisogna raccogliere i dati, però la raccolta dei dati deve essere puntuale, però penso che siamo a livelli dell'alluvione del 2010. È fondamentale che si parli di questa devastazione che c'è stata, che è pari a un terremoto. Andate a visitare delle località e vedrete. Noi chiediamo al governo sostanzialmente aiuto, presenteremo questo dossier e spero che partano subito quelle misure canoniche delle grandi catastrofi, che sono quelle del procrastinare il pagamento delle tasse o gli adempimenti diciamo, fiscali, e che sono quelli di aiutare da subito i nostri cittadini. Un appello lo faccio alle banche affinché blocchino il pagamento delle rate del mutuo per gli alluvionati, coloro che hanno avuto questa catastrofe, e magari mettano in piedi dei pacchetti di aiuti che siano veramente pacchetti agevolati, che siano sotto profilo finanziario dei veri e propri aiuti. E l'abbiamo detto, una situazione drammatica soprattutto in molti comuni del Bellunese ancora isolati. Sentiamo l'assessore Bottacin. Agordino, Feltrino, Comelico, il Bellunese è in ginocchio, frazioni senza luce, acqua, telefono, completamente isolate da lunedì. È uno scenario drammatico quello della montagna bellunese che man mano che passano le ore rivela la gravità della situazione. Abbiamo rinforzato la protezione civile mandando le autocolonne provenienti anche da altre regioni, l'esercito, però oggettivamente anche loro si sono dovuti fermare perché la viabilità è totalmente compromessa, ci sono problemi, non hanno l'acqua, non hanno la luce, non hanno il collegamento telefonico, la situazione è veramente complessa. Ieri non potevano volare gli elicotteri, io li ho messi a disposizione fin dalle prime ore, però non potevano decollare, questa mattina sì. Solo oggi dunque, grazie agli elicotteri che si sono potuti alzare in volo con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, è stato possibile arrivare in località irraggiungibili altrimenti a causa di frane, sbottamenti, alberi caduti sulla sede stradale, e la situazione è veramente difficile. Abbiamo
centinaia di dissesti idrogeologici, la strada Gordina che è franata in più punti sul Cordevole, addirittura il Cordevole a Ponte Massa ha fatto franare un intero edificio che non esiste più, c'è una voragine. Io ero in sala operativa a Marghera, come lo sono senza interruzione fin da giovedì, ero lì perché c'era l'incendio a Taibon, quindi località già provate dall'incendio che c'è stato la settimana scorsa. Improvvisamente la portata del Cordevole si è azzerata, ma si è azzerata perché è stato travolto anche lo strumento e poi abbiamo scoperto che era crollato un edificio dentro nel Cordevole. Quindi insomma una situazione davvero drammatica. I prossimi giorni minacciano pioggia nuovamente, dobbiamo preoccuparci nuovamente. La pioggia di per sé che è prevista per domani è poca, 70 mm circa, però c'è un problema. Contro i 700, giusto? Sì, ma c'è un problema, perché questo vuol dire che se c'è pioggia ci saranno nuvole, quindi gli elicotteri non volano. La viabilità sarà molto difficile ripristinarla in queste ore in alcune località e stiamo parlando di un territorio che è stato non provato di più dai fenomeni meteo dei giorni scorsi. Se uno va in Agordino vede decine, centinaia di migliaia di alberi sradicati pronti a cadere dentro nei corsi d'acqua, a intasarli, e quindi anche poca pioggia ci preoccupa. E ci sarebbe un'altra vittima, adesso dobbiamo cercare di capire, a Selva di Cadore ancora per la caduta di una pianta. Cerchiamo di verificare ovviamente questa notizia appena giunta in redazione, sarebbe un ulteriore aggravarsi del bilancio di questo alluvione pesantissimo sulla nostra regione. Altro grande problema è quello del blackout nell'energia elettrica. Per quanto riguarda l'energia elettrica avremo da parte di Terna e Enel un intervento massiccio sul territorio, sia per ripristinare le linee di alta e media tensione, sia per delle misure tampone che consisteranno nell'installazione di 300 generatori di energia elettrica che saranno collocati in tutti i paesi dove manca appunto la corrente. 24, 36, 48 ore comincerà a tornare la corrente? Per i generatori entro domani saranno installati tutti. Per quanto riguarda l'energia elettrica siamo già scesi da 113.000 utenze che erano fuori servizio a 43.000. Questo zoccolo duro è quello che riguarda l'alta tensione, per cui ci vorrà ancora qualche giorno per ripristinare totalmente il servizio di energia elettrica. Allora, adesso ci spostiamo nel Veneziano, tra poco ci collegheremo con Lucio Zanato dalla zona del Bellunese. Adesso il sindaco Brugnaro, con le valigie pronte per andare a Roma, torna a parlare dell'importanza delle paratie mobili, il MOSE, opera che va completata. Vediamo Brugnaro. Se vogliamo essere sinceri dobbiamo parlare di 2 miliardi, queste sono le cifre che sono in ballo e stiamo parlando della città, cioè stiamo parlando del porto, dell'aeroporto, di tutta l'infrastrutturazione, di tutto quello che possiamo spiegare ai cittadini italiani, fa parte anche del loro interesse. Queste le risorse necessarie per le opere idrauliche e per la messa in sicurezza di Venezia, che vede quotidianamente arrivare in centro storico oltre 21.600 presenze, dati dell'annuario del turismo 2017 del Comune. Così il sindaco Brugnaro, dopo i disagi e danni dell'acqua alta eccezionale di lunedì scorso. Vuol dire la messa in sicurezza dei milioni di persone che ci vengono a visitare, che rendono grande il nostro paese. Ecco, su Venezia queste cifre credo siano necessarie e devono essere pianificate in qualche modo. Primo cittadino che torna a ribadire l'importanza del MOSE, opera, lo ricordiamo, ancora inattiva in quanto completata solo per il 95%. Per il MOSE purtroppo è da capire se vogliamo essere concreti, per cui finire i progetti, seppur dopo averli visti e rivisti, io penso che il MOSE non siano necessarie cifre del genere. È da vedere se poi invece uno dice no, ma io voglio rivedere tutto dall'inizio alla fine, con questa scusa qua, intanto non metto niente in finanziaria, mi faccio la mia finanziaria, dopo ne viene un'altra. Per Brugnaro, con le dighe mobili sollevate, 156 cm d'acqua di lunedì scorso che hanno coperto 3/4 di Venezia sarebbero rimasti fuori dalla laguna. Cioè, la città è come una grande macchina e Venezia è particolarmente complicata, lo sono tutte le città, ma Venezia è particolarmente complicata per la sua natura ovvia, insomma, ma che è anche il bello del mondo. Venezia ce l'ha solo l'Italia, allora l'Italia deve difendere Venezia. Sindaco che annuncia di essere già pronto per partire per la capitale per incontrare i ministri Salvini e Toninelli e discutere dei bisogni di salvaguardia della laguna e dei fondi necessari a ciò.
Allora fatemi sapere, Roberto, se possiamo collegarci con, ecco lo vedo, Lucio Zanato insieme al presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Lucio, abbiamo tempi strettissimi, tra poco mostreremo appena pronto anche il tuo reportage da quelle aree. Ci segnalano un'altra vittima, intanto se avete conferma di questo. Ecco, allora, Presidente, abbiamo un'altra vittima e soprattutto lei è appena uscito dalla riunione col prefetto e tutti i responsabili. Cosa sta succedendo? Allora, la situazione è ancora molto complicata, soprattutto nella zona dell'Alto Gordino, e mentre qualcosa meglio il Comelico e anche la Val di Zoldo. Ci sono delle buone novità da parte di Terna, che ha riuscito ad aprire alcune centrali primarie di alta tensione. A questo punto è in distribuzione, può intervenire per cercare di alimentare invece alcune parti di alcune abitazioni. Diciamo che avremo risolto entro sera sicuramente la situazione a Cinceniga, Gordino, mentre c'è qualche problema in più su Falcade, dove sicuramente entro sera non si arriverà. È stata risolta anche la centrale di Forno di Zoldo. Ora si tratta di definire i collegamenti. In questo momento comunque sono sempre 43.000 gli utenti che sono senza energia elettrica. Ecco, poi si parla di un decesso di una signora severificadora. Sì, questa è l'altra notizia, purtroppo è il terzo decesso che questo maltempo ha fatto, e ovviamente ci troviamo sempre di fronte a queste notizie così, però guardatemi, vedendo le immagini, sentendo coloro i quali sono stati sul posto, devo dire la sincera verità che è un miracolo se siamo riusciti a limitare così tanto anche il sacrificio di vite umane, perché la situazione è veramente molto grave, soprattutto in quelle zone che restano isolate, dove non si riesce neppure a comunicare con i telefonini, con le radiomobili. È veramente una situazione molto difficile. Senti, oggi pomeriggio ho cercato di raggiungere quelle zone, ma più di tanto non si riesce a risalire. Non so se Ferdinando il reportage è pronto, comunque se hai delle domande il Presidente è in linea. Io ho un'ultima segnalazione da fare. C'è un problema abbastanza vistoso in località Campe, appena prima di Agordo, dove Veneto Strade con i Genio Civili interverranno sin dalle prossime ore per sistemare una erosione che il Cordevole sta facendo appunto sulla sede stradale. Sì, peraltro abbiamo ripreso. Ferdinando? Lucio, sì, solo una cosa per il Presidente, perché stiamo raccontando purtroppo di una nuova vittima, di un altro incidente sempre dovuto alla caduta di piante. Questo significa che anche in queste ore, e lo hai documentato tu nel reportage che vedremo tra poco, quando i veneti, i bellunesi si sono rimessi a lavorare per risistemare tutto anche da soli, continuano a correre dei rischi. Quindi secondo me c'è un appello da fare in questo senso, perché sono ancora le piante, gli alberi i killer in queste ore. Guardate, dal sorvolo fatto dal Presidente Zaia ma anche dal nostro prefetto in questa giornata, pare che veramente ci siano degli stuzzicadenti che coprono le montagne. Penso che questo sia un autentico disastro che ha cambiato la morfologia del nostro territorio, e giustamente avete ragione, massima attenzione, massima allerta. Fra l'altro domani pioverà, non il rapporto 1 a 10 rispetto al quantitativo appunto dei giorni scorsi, però domani un'altra giornata piovosa. Raccomandiamo a tutte le persone di prestare la massima attenzione, stare sempre distanti dai corsi d'acqua, e nei confronti appunto di queste piante, di questi grandi alberi, veramente stare attenti, perché la situazione è veramente precaria e può provocare ulteriori danni alle persone. Esatto. Allora, grazie al Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin. Ancora rinnoviamo il grande abbraccio a tutto quel territorio. Grazie a Lucio Zanato. Vediamo il tuo reportage da quelle zone. Cominciamo un breve viaggio lungo la strada che porta verso Agordo, fin dove è aperta, però la prima immagine è quella per il generatore. Come sentite di sottofondo sta funzionando, significa che qui la corrente la danno questi motori. Un disastro, sembrava di essere ai tropici, quando ci sono gli uragani. Ecco, qui si comincia a vedere il Cordevole, un fiume che normalmente è silente. Pensate che nel 66
non ha sostanzialmente dato alcun segno di esondazione, eppure nei giorni scorsi è arrivato fin dentro la strada. Guardate gli alberi che scorrono, sono tutti alberi tagliati, alberi caduti, tutti finiti in mezzo alla strada. Guardate anche qui diciamo così, le reti di protezione hanno retto, però sono state divelte da questi alberi che sono caduti. Ci fermiamo perché c'è il primo smottamento, c'è un semaforo, come vedete la circolazione è a senso alternato. Perché? Perché qui il fiume si è portato via praticamente un pezzo di strada, guardate. E guardate sotto questo fiume che dicevamo silente, fa ancora tanta paura. Appena passa un camion, sentite dal rumore della macchina al rumore di quest'acqua impetuosa. Senta, ma se l'immaginava una roba del genere? Quello che? Ma quando che ti vede una volta dopo ti resta insomma. È impressionante la quantità di alberi abbattuti. Qui siamo nella località La Stanga, stiamo salendo sempre verso Agordo. Guardate qui quanti alberi solo in una piazzola. Tutto con la furia del vento che ha abbattuto ogni cosa. Io non lo so, guardi, non ho mai visto una roba del genere, veramente. La valle lì che sembrava che tutti i sassi che rotolavano dentro facevano un rumore, sembrava cioè sembrava come una specie di tuono continuo che andava giù da qua. E come vedete il vento ha causato una forte devastazione anche in quest'altra casa e lì in fondo le acque continuano a scendere impetuose. Eccoli gli elicotteri che stanno facendo la scala verso la parte alta del Veneto. Giudici che in questo momento riescono a garantire, sono gli elicotteri in questo caso dei vigili del fuoco che riescono a garantire i collegamenti con le zone isolate. Arriviamo nel comune di Agordo e la strada qui diventa ancora più difficile. Ha piovuto tantissimo, poi il terreno ha cominciato a cedere, il fiume ha mangiato tutta la terra dalle parti, è passato sopra gli argini e poi è arrivato un forte vento, un vento caldo e è partita proprio una tromba d'aria che ci ha distrutto i boschi attorno e anche i tetti delle case e tutto il resto. Come vedete qui invece a Taibon Agordino ci sono i mezzi dell'esercito, fotoelettriche, le ruspe, qui si comincia a vedere veramente la devastazione. Però voi non mollate, non vedo sconforto, vedo solo... Non abbiamo la possibilità di mollare, dobbiamo andare avanti per forza, l'importante è che stiamo tutti bene, poi se nessuno si è fatto male ci possiamo concentrare sul lavoro di nuovo, come prima. L'ultima immagine di questo reportage è alle mie spalle, ovvero il torrente fiume che continua a rovesciare le sue acque verso la pianura, la vedete è impetuoso e ancora minaccioso, ma nel contempo anche la Luxottica che ha iniziato a lavorare, questo è un segnale di, di fiducia per il futuro. Allora, torniamo adesso invece nel veneziano e quel grido d'allarme lanciato per la Basilica di San Marco, invecchiata di 20 anni. Vediamo il nostro racconto e le immagini di oggi. Ok, allora aspettiamo qualche istante, ma il tempo allora il ponte di Bassano? Poi fatemi sapere se ci possiamo collegare ancora con Lucio. Vediamo Bassano. Il ponte ha salvato non solo Bassano ma il bassanese perché ha consentito di rendere attendibile per buona parte questo modello provvigionale. E chi l'avrebbe mai detto che il grande malato, l'osservato speciale in questi giorni di allerta rossa meteo e di piena del Brenta che ha superato i 3,70 metri, avrebbe giocato un ruolo più che attivo? Il vice sindaco spiega. L'eccellente lavoro che ha fatto la Regione a livello di regia, soprattutto sulla gestione della laminazione delle due dighe a nord di Bassano, in parte basato sui dati legati alla relazione idraulica del progetto di restauro del ponte, perché sono state fatte dai stessi autori, perché anche la Regione ha usato i CEA, il Dipartimento Università di Padova, con il professor Viero,
che aveva lavorato 4 anni fa sul progetto di Bassano e che ha portato parti di quei dati aggiornati all'interno del progetto della Regione. Un'allerta affrontata da un gran lavoro di squadra per superare i disagi causati dal maltempo e sono stati momenti di forte tensione come documentato nel corso delle nostre dirette. Abbiamo avuto livelli molto elevati in città che hanno lambito anche alcune vie adiacenti al fiume, ma non abbiamo avuto esondazioni. Nel contempo si è riusciti comunque a garantire sempre un deflusso importante dal Corlo per prepararlo a altra attività di serbatoio di laminazione, per cui il sistema ha funzionato e per fortuna, anzi meglio per fortuna e anche per capacità organizzativa, la città ha avuto tutto sommato pochi disagi se paragonati a quelli di altre aree della provincia, ancora di più di altre aree della regione. Prevenzione indispensabile, insomma, e sotto stretto monitoraggio anche in queste ore il Ponte Vecchio ancora chiuso, sino a quando? Si attende, punto numero 1, che il livello scenda al di sotto del 1,55 m, una volta sceso sotto il 1,55 m si può andare a fare i controlli per verificare in maniera più approfondita che effettivamente non ci siano stati danni, non abbia risentito, dopodiché potrà essere aperto. E poi dunque l'aggiornamento di pochi minuti fa che abbiamo scoperto di fatto in diretta ed è stato confermato dal Presidente della provincia di Belluno Padrin. Purtroppo sale a 3 il bilancio delle vittime di questa pesantissima nuova alluvione sul Veneto e il Bellunese in particolar modo. Lo ripetiamo, è una donna di 82 anni per caduta di una pianta, quindi anch'essa travolta da una pianta. C'è anche un 43enne di Alleghe ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso per un incidente simile. Adesso vediamo la zona di Asiago. Sono immagini agghiaccianti quelle che stiamo vedendo, ci arrivano da Gaglio, precisamente da Valle di Campomulo, vicino ai nuovi impianti delle Melette. Interi boschi sono stati sradicati dalla forza del vento, un paesaggio spettrale, migliaia di alberi a terra, un danno enorme per l'altopiano. Anche Gaglio è fortemente provato dall'emergenza maltempo. In piazza troviamo i vigili del fuoco pronti a dare supporto alla popolazione che è senza corrente da lunedì. Circa il 90% delle famiglie e delle attività sono prive di elettricità. I negozi sono chiusi, le case fredde. In municipio è attivo il COC, il centro operativo comunale, che sta affrontando una situazione critica che sta mettendo in ginocchio il paese. La situazione a Gaglio è tragica come in tutti gli altri comuni purtroppo, e speriamo di poter risolvere quanto prima il discorso dell'energia elettrica, perché è quello che affligge maggiormente tutti noi. Fatto quello, poi con un po' di calma analizzeremo i danni fatti da questo evento atmosferico molto particolare e inconsueto per l'altopiano. Penso che sia la prima volta a ricordo di tutti i vecchi saggi di Gaglio e anche di noi, e quindi procederemo con la conta dei danni per poi valutare la calamità naturale. E c'è preoccupazione anche per i turisti in arrivo per il Ponte dei Morti. Il Presidente dell'Unione Montana ci tiene a fare un appello direttamente a loro. Vorremmo informare tutti i nostri turisti della situazione in maniera tale che ognuno di propria coscienza possa scegliere e capire se venire a Gaglio in questi giorni oppure rimandare di qualche giorno la loro visita sull'altopiano, perché ripeto siamo ancora in blackout e forse entro stasera qualcosa si potrebbe risolvere, ma non abbiamo la certezza di questo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Vedete adesso l'aggiornamento nella nostra grafica. Purtroppo sale a 3 il bilancio delle vittime in Veneto, un 49enne padovano, sapete il 61enne Ennio Piccolin e adesso questa anziana di 82 anni, tutti 2 su 3 vittime travolte da alberi e c'è anche un 43enne in gravi condizioni ricoverato all'ospedale di Treviso. Pochi istanti di pubblicità e poi aggiornamenti. Torniamo in diretta pochi istanti prima degli aggiornamenti nelle altre edizioni dei nostri telegiornali, solo per ricordarvi che appunto abbiamo scoperto pochi istanti fa insieme
Degli ultimi sviluppi per quanto riguarda i danni pesantissimi provocati da questa alluvione. Sale infatti a 3 il bilancio delle vittime. Questa sera 20:10 l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, con il quale parleremo della condizione del Bellunese e del Veneto. Ora previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Festività di Ognissanti in compagnia del maltempo, ma vediamo il dettaglio cominciando dal Veneto. Perturbazione atlantica sul nostro paese. Ecco dunque che sulla nostra regione il tempo risulterà molto instabile, con piogge e temporali piuttosto diffusi su tutte le province e localmente anche forti. Attenzione al pericolo di locali nubifragi, specie sui monti. Temperature fresche con minime tra 8 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 13 e 17 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, anche la nostra regione infatti sarà alle prese con un nuovo fronte perturbato che porterà precipitazioni temporalesche un po' su tutti i settori e sarà piuttosto elevato il rischio alluvionale. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 11 e 12 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la nostra regione continuerà ad essere colpita da un'intensa ondata di maltempo con piogge anche forti un po' su tutto il territorio. Anche in questo caso non saranno da escludere dei fenomeni localmente violenti. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 12 e 13 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.